Amiche e amici, buonasera in diretta qui dal Palavaccari, dal vostro Francesco Pozza per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Girone A. In campo Montecchio Precalcino e Diadema Roller Bassano. Subito un ringraziamento a Sebastiano Baldissera e Davide Meneghello alle regie e a Carlo Dalla Valle alle riprese. Tanti temi di questa partita, innanzitutto ricordavamo prima giornata del girone di ritorno, all'andata finì 3-2 per il Roller Bassano all'area Caneva. Iniziamo intanto dalle formazioni. Roller Bassano che scende in campo col numero 3 Pelve Edoardo, capitano, col numero 4 Tottene Mattia, col numero 12 Bernardelli Tommaso, col numero 17 Visentin Francesco, numero 31 Barbieri Ettore, numero 33 Zen Pietro, numero 79 Montini Filippo, numero 77 Zordan Alex, numero 92 Cenci Martin e numero 83 Bonotto Mattia, allenatore Barbieri Massimo. Montecchio invece che scende in campo con Català Andrea, portiere, numero 10, numero 7 Loguercio Matteo, numero 8 Zanini Davide, capitano, numero 6 Trovadore Thomas, numero 9 Pozzo Nicola, numero 53 dal Santo Stefano, numero 73 dalla Valle Andrea, numero 64 Pozzato Riccardo, 22 Nauel Calvo di rientro dalla squalifica di 2 turni, numero 12 Carraro Gianni, allenatore sempre Martin Guinestar. Due squadre che arrivano, nel frattempo a breve avremo l'ingresso dei piccolini della società. Sappiamo Montecchio che investe tanto nel settore giovanile e quindi avremo questo piccolo, come posso dire, momento celebrativo dei ragazzi. Dicevamo, squadre che arrivano da due situazioni opposte, Roller Bassano che arriva da 3 sconfitte consecutive, Montecchio invece che arriva da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3, e aspetto diciamo in cui Montecchio sembra avere un altro passo rispetto alle precedenti uscite è sicuramente il reparto offensivo, in cui Montecchio nelle ultime 2 ha messo a referto 12 reti. Nel frattempo sentiamo anche l'annuncio di cui vi dicevo poco fa, prima poi di dare il via alla telecronaca vera e propria. Lorenzo, Giovanni, Mattia, Lorenzo, Atile, Lorenzo, Alessandro, Nazar, Leonardo, Salvatore, Filippo e Alessio. Un grosso applauso a tutti i ragazzi. Tutti in piedi qui al Palavaccari per appunto questo momento celebrativo dei ragazzini. Squadra in pista dunque dopo questo momento di cui vi accennavo. Quindi dicevamo appunto Montecchio che già arrivava con la miglior difesa del girone, ma appunto quello forse in cui Montecchio è tornato un po' a risplendere rispetto alle prime uscite diciamo al girone d'andata del campionato, è appunto questa rinnovata capacità offensiva dei ragazzi di Guinestar con appunto 15 gol messi a referto nelle ultime 3 partite. Ricorderete il 7-0 a Montebello e il 5-2 in quelle del Palalido di Valdagno, oltre al 3-3 in casa del Telea Medical. Queste sono le 3 uscite a cui mi riferisco. Nel frattempo si stanno scegliendo le palline. Avremo anche contemporaneamente, sempre nel girone A, Sandrigo Trissino e Valdagno Seregno, quindi opportunità anche per il Montecchio Precalcino di strappare qualche punto a seconda dei risultati che usciranno da queste 2 gare, in particolar modo verso Seregno e Trissino. Alla vostra destra in casacca bianco-rossa il giocatore del Roller Bassano, con il numero 3 Pelva Edoardo, con il numero 4 Tottene Mattia, con il numero 17 Visentin Francesco, con il numero 31 Barbieri Ettore, con il numero 33 Zen Pietro, con il numero 77 Zordan Alex, con il numero 79 Montini Filippo, con il numero 92 Cenci Marti, con il numero 33 tra i pali Bonotto Mattia,
con il numero 12 tra i pali Bernardelli Tommaso, allenatore Massimo Caveri. Andiamo alla presentazione dei nostri campioni di casa. Con il numero 10 tra i pali Adrian Català. Con il numero 8 Davide Colini. Con il numero 6 Thomas Colore. Con il numero 7 Lorenzo Matteo. Con il numero 9 Pozzo Piccola. Con il numero 12 Carlo Belli. Con il numero 22 Gabriele Catanale. Con il numero 53 Alessandro Stefano. Con il numero 73 Davide Andrea. Con il numero 64 Pozzato Riccardo. Allenatore Martini Ginesta. Vabbè, avete risentito le formazioni a beneficio qui del palazzetto, vengono ripetute 2 volte. Arbitro della contesa sarà il signor Davide Marcolin. Squadre che stanno procedendo con i saluti di rito. In A1 invece avremo Lodi Grosseto, Breganze Giovinazzo, Follonica CGC Viareggio e Azzurra Novara contro Castiglione, mentre nella Serie A2 nel girone B avremo Camaiore Follonica e Viareggio Eboli. Dicevamo appunto Montecchio che ha concluso in 5ª posizione, quindi a metà classifica il girone d'andata, recuperando punti importanti nelle ultime uscite e sicuramente insomma la società anche nel mercato di gennaio ha chiaramente dato un segnale ai tifosi e all'ambiente che le ambizioni ci sono e la squadra sta rispondendo appunto presente, come abbiamo già ricordato un paio di volte con riguardo agli ultimi risultati. Tutto pronto qui al Palavaccari con Montecchio che scende in campo col quintetto iniziale che è Zanini, Dal Santo, Stefano, Pozzo Nicola, Català in porta e Loguercio Matteo, mentre Diadema che scende in campo con Pelva, Zordan, Tottene e Zen. Si attende solo che il portiere del Diadema Roller si metta in porta, il portiere sarà Bernardelli per il Roller. Tutto pronto, qui si parte con la prima pallina nelle mani del Roller. Subito parte Pelva che cerca la progressione laterale, serve retroporta Tottene che scarica su Zen. Di nuovo Pelva, Zen. Scambia il Roller Bassano in queste prime fasi. Tottene prova a scendere, prova la conclusione murata da Dal Santo, recupera la pallina Loguerzo che chiama calma e serve subito Dal Santo. Zanini chiama un compagno ma non si intendono, allora scarica su Pozzo che alza la testa in cerca di un compagno, preferisce scaricare su Zanini per Loguercio. Dal Santo finta il tiro, prova a servire poi Loguercio che cade a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro, riparte allora il Roller con Pelva che scarica, poi no, fa la finta di scaricare per Zordan, nulla di fatto, preferisce andare da Zen che torna da Pelva, blocco del Roller, nulla di fatto, di nuovo Zen per Pelva. Attento in fase difensiva il Montecchio che non lascia spazi al Diadema Roller per sviluppare la sua azione offensiva. Attenzione al palo clamoroso colpito dal Diadema su quello che era in realtà inizialmente un passaggio che però non è stato intercettato da nessuno, ha sorpreso Català che si è sbattuto sul palo. Nel frattempo Zanini serve Loguercio in 1 contro 1, anzi quasi un 2 contro 1, non riesce il suggerimento per Pozzo, riparte allora il Montecchio. Di nuovo Zanini per Loguercio che tenta la conclusione col casco, Bernardelli. Si accende subito la partita, di nuovo Dal Santo che scende, Dal Santo accompagnata all'uscita da Pelva che non riesce ad aggirare. Allora Dal Santo, retroporta, cerca un'idea,
con Zanini che non riesce, la conclusione di Dal Santo in retroporta, scarica allora su Pozzo e il Montecchio che torna a cercare di ragionare per impostare la sua azione con Dal Santo, per durato il tiro di Dal Santo da parte di Tottener, recupera la pallina Zanini, 10 secondi per il Montecchio, sbaglia però il suggerimento per Dal Santo, Diadema Roller che recupera possesso della pallina e prova a reimpostare. Diadema Roller appunto squadra molto solida, molto ostica, in Coppa Italia ha messo in difficoltà più di una squadra, ricorderete la vittoria contro il Tiene, attuale capolista. Nel frattempo qui viene fischiato il primo fallo di squadra contro il Montecchio. Ricorderete, dicevo, la vittoria del Roller in casa contro il Tiene, attuale capolista. Poi quindi sono squadra molto ostica, ma l'allenatore Massimo Barbieri in più di un'intervista ha, come dire, nel frattempo seguiamo qui la conclusione di Loquerzi. Murata più di una volta ha rimproverato i suoi come difetto quello poi di non riuscire a chiudere le partite, ed effettivamente è stata una cosa che Diadema Roller più di una volta ha fatto vedere in stagione. Frattempo fischiato fallo di squadra, pallina quindi nelle stecche bianco-verdi. Ci penserà Dal Santo, la battuta con Zanini di fianco. Zanini per Lo Guercio, pallina alta, quindi tornerà al Bassano, che con Zordan prova a ripartire, pressato però da Zanini, perde la pallina Zordan, non riesce poi Zanini a concludere in porta per la deviazione di Pelva. Qui amnesia difensiva della squadra di Barbieri. E di nuovo battuta dall'angolino basso per Montecchio quando sono passati 3 minuti e poco più dall'inizio della gara. Possiamo dire fase di studio con un'occasione fortunosa per il Roller su quel palo di poco fa. Frattempo Pozzo di nuovo per Lo Guercio, prova a girarsi, bloccato da Tottener. Pozzo di nuovo Lo Guercio, fase un po' confusa ma tiene la pallina in qualche modo il Montecchio, poi invece la riperde, parte in 2 contro 2 il Diadema Roller con Tottener. Rientra benissimo Zanini e Roller che deve ripartire da zero con Zen. Zordan chiude Pozzo, o meglio ha provato a chiudere, pallina invece che fortunatamente per il Montecchio è finita larga, recupera poi Zanini e riparte il Montecchio con Dal Santo che si invola verso la porta, costretto poi a fermarsi e tornare indietro. Allora di nuovo Zanini per Pozzo, di nuovo per Dal Santo. Lo Guercio, Pozzo prova a cercare il giusto pertugio Montecchio. Zanini, ma le difese delle due squadre sono in questo momento posizionate benissimo e non lasciano il minimo pertugio. Appunto si è provato di nuovo Zanini, chiuso da Tottener, e di nuovo lo segue come un segugio. Allora Montecchio che di nuovo deve ripartire con Pozzo. Dal Santo tenta il tiro da fuori, di nuovo bloccato da un giocatore del Roller. Pelva nello specifico, riparto dei 45, allora recupera la pallina Lo Guercio. Zanini, Dal Santo, Pozzo, giro palla del Montecchio che sicuramente vediamo più attivo in fase offensiva in questi primi 5 minuti e poco più di partita. Scambiano Lo Guercio e Zanini. Di nuovo Pozzo tenta la conclusione centrale, nessun problema per Bernardelli, allora può ripartire in 1 contro 1 Pelva contro Dal Santo, litiga con la pallina, nulla di fatto allora per il Diadema, riparte di nuovo Montecchio con Lo Guercio che prova a mettersi a far tutto da solo, viene però murato dalla difesa biancorossa. Allora può ripartire di nuovo con Pelva e Diadema, braccato da Dal Santo e Zanini, nulla di fatto, fischia i 10 secondi Marcolin. Quindi di nuovo Montecchio in attacco, cade Dal Santo e si fa male, nulla di che per il signor Marcolin, contrasto di gioco a detta dell'arbitro. Hanno qualcosa da dirsi
chissà se amichevole o meno Dal Santo e Zen. Ginestar che nel frattempo parla con Pozzo. Riprende il gioco qui con Lo Guercio per Zanini, Pozzo gira veloce da prendere Montecchio, tenta il tiro di nuovo Dal Santo, di nuovo murato da Totene, può ripartire allora Zordan per il diadema, suggerimento per Totene, sicuramente Totene e Barbieri che al momento non è in campo, sicuramente i pericoli numeri uno per la difesa del Montecchio. Nel frattempo fallo, doppio fallo fischiato ai danni del roller per Zen, che ha fatto fallo prima su Dal Santo e poi su Lo Guercio, quindi 3-1 il bilancio dei falli in questa fase. Lo Guercio non si intende con Pozzo, una pallina che arriva comunque sulla stecca del numero 9 Montecchiese. 3-1 fallo, ovviamente 3 per il roller, 2 adesso con quello fischiato ora per blocco irregolare per il Montecchio. Riparte allora il roller, il diadema roller con Zordan, Pelva, quintetti rimasti invariati in questi primi 7 minuti di gioco. Zordan, rimbalzo sfortunato della Balausta, recupera la pallina Lo Guercio che poi sbaglia però il passaggio e quindi la recupera Zordan che poi serve Totene. Totene prova a saltare Pozzo che non glielo permette e allora pallina che però rimane, no, rimangio tutto, viene recuperato dal Montecchio Precalcino, può ripartire allora Lo Guercio per Dal Santo. Nel frattempo Sandrigo passato in vantaggio contro il Trissino, quindi ovviamente sono solo i primi minuti di gioco, ma risultato che sarebbe ottimo per Montecchio. Nel frattempo attenzione a Lo Guercio per Dal Santo che ha pensato alla conclusione. Dal Santo, servizio in mezzo a Lo Guercio che non è riuscito ad inquadrare la porta a causa di attenzione qui, blocco irregolare di nuovo di Zen che si è scontrato con Dal Santo, con Lo Guercio, scusate, rumoreggia il pubblico sempre numeroso del Palavaccari. Partita subito molto fisica, chiama calma Marcolin nei confronti dell'allenatore del roller di Barbieri che stava iniziando a protestare un po' troppo a detta dell'arbitro. Riparte comunque il gioco con Dal Santo, Zanini, Pozzo provava l'inserimento in mezzo, non riuscito, di nuovo Zanini indietro per Dal Santo che ha lo spazio per tentare la progressione. No, viene recuperato, si intende male, Totene solo contro il portiere, Totene contro Català, Totene Català salva i suoi, salva Montecchio, l'occasione più nitida del match. Nel frattempo Lo Guercio lamenta un altro intervento scorretto, non c'è niente per l'arbitro. Cosa abbiamo visto qui con Català che ha letteralmente salvato i suoi sull'uno contro nessuno di Totene che di nuovo insiste, Totene salta prima Pozzo, poi Zanini che commette fallo su di lui e allora terzo fallo di squadra per il Montecchio. Nel frattempo esce Zen ed entra Barbieri per il diadema roller. Barbieri l'altro attenzionato sicuramente per la difesa del Montecchio. Pozzo ha tentato di intercettare la pallina sul retropassaggio di Pelva per Zordan, non è riuscito, allora prova la progressione Zordan, chiude bene la difesa di casa. Ora di nuovo Barbieri, tenta il taglio Pelva, di nuovo blocco irregolare di Lo Guercio su Zordan. Lo Guercio che esce, entra alla valle al suo posto. Cambi forse anche tattici da parte dei due allenatori perché sia Zen che Lo Guercio erano forse troppo nervosi in questa fase, bisognava evitare
come dire, ripercussioni disciplinari peggiori dei semplici ricambi verbali dell'arbitro. Nel frattempo gioco bloccato, quindi si ripartirà con una rimessa a 2. Barbieri e Pozzo sulla pallina. Vince Barbieri il duello, pallina quindi del roller Bassano con Pelva. Va su di lui Zanini che lo disturba, ma la pallina rimane sulla stecca di Pelva. Tottene, tiro da fuori di Tottene, attento Català, può ripartire dal Santo per Zanini, nulla di fatto. Pelva, esterno della rete. Pericolo scampato per Montecchio, riparte allora Zanini, che tenta l'accompagnato, deviato anche qui. Recupera però la pallina Zanini, però è circondato da 3, prova a liberarsi. Lotta il capitano di casa, ma era francamente molto difficile contro avversari attorno, e quindi recupera la pallina di nuovo Zordan, che poi la scaraventa via per i 10 secondi. Pallina su Barbieri che tenta la piazzata a sorprendere Català. 5 secondi, fallo di 5 secondi, gioco antisportivo, fischiato i danni del roller, e quindi rimessa per il Montecchio. Entra nel frattempo anche Nahuel Calvo per i padroni di casa e tocca la sua prima pallina di rientro dalla squalifica di 2 giornate. Inflittagli appunto, attenzione, tiro dalla distanza largo di Dal Santo. Dicevamo Nahuel che rientra dopo la squalifica di 2 giornate subita appunto nel pareggio del Montecchio in quel di San Drigo. Per tempo attenzione, Tottene e Pelva, chiude bene la difesa del Montecchio. Insiste però il numero 4 ospite. Di nuovo Tottene, lotta con Dal Santo che si strappa via la pallina, ma la recupera Tottene commettendo fallo però secondo Marcolini, quindi si riparte per Montecchio, sempre con Dal Santo, onnipresente ormai Dal Santo, ormai lo sapete. Attenzione Nahuel, tenta suggerimento, bloccato. Riparte allora in 2 contro 2 il roller con Barbieri e Pelva. Pelva riesce a tenere la pallina su un fallo favorevole da Salva Barbieri, ma nulla di fatto, recupera Nahuel. E quindi ora è Montecchio a provare a ripartire, ma rientra bene la difesa del Bassano. Attenzione al 3 contro 2, ma di nuovo forse si libera, non riesce la triangolazione tra i 3 del Bassano. Difesa del Montecchio un po' disattenta in questi ultimi minuti. Di nuovo Barbieri. Tottene. Ha lo spazio per la conclusione, debole però non ha colpito bene la pallina. Però ci riprova il roller con Pelva. Pallina deviata da parte di Dalla Valle, la recupera Dal Santo, può ripartire in 2 contro 2 il Montecchio con Nahuel, in 3 contro 2 arriva Dalla Valle per Pozzo, Nahuel torna dalla squalifica e subito sblocca la partita appena entrato. Nahuel Calvo, ti sono mancato, dice Nahuel. 1-0 Montecchio, e subito spegne, come posso dire, il fatto che il roller sicuramente stava mettendo la testa un po' fuori dal guscio, roller Bassano, rispetto ai primi minuti in cui vedevamo Montecchio più presente in fase offensiva, e quindi Montecchio che subito spegne questo fuoco con Nahuel. Ripartito intanto il gioco, subito Pelva prova a far capire che il diadema roller non ci sta, ma attento Català. Allora di nuovo Tottene per Zordan. Pelva. Zordan. Barbieri, bella triangolazione tra i 3. Pelva allo spazio, attento di nuovo Català. Errore in disimpegno di Dal Santo, ma ci mette una pezza di nuovo Nahuel. Indiavolato 2 contro 1 Dalla Valle. Nahuel! Raddoppio del numero 22 di casa. Un diavolo scalmanato Nahuel. 2-0 per il Montecchio. Nel frattempo viene chiamato un time out da parte del roller Bassano. Proveremo a percepire qualcosa di quanto coach Barbieri dirà ai suoi.
parla con i suoi coach Barbieri, perché effettivamente 2 gol, come abbiamo visto anche da replay del nostro Davide Meneghello, 2 gol avvenuti in contropiede, uno vicino all'altro, quindi chiede attenzione ai suoi, chiede una maggiore velocità nel rientrare. Coach Barbieri ai suoi. Montecchio che sicuramente ha avuto un ottimo sprint per andare sul 2-0, dovrà stare attento in difesa a non buttare via. Nel frattempo stiamo vedendo, grazie al nostro Davide Meneghello, qualche highlights della partita. Quando siamo più o meno a metà primo tempo, Montecchio che nel giro di neanche un minuto, è passato dal 0-0 all'1-0, riparte intanto il gioco. Zordan, Barbieri arriva Dalla Valle a straffargli la pallina. Nel frattempo i quintetti adesso sono Dalla Valle, Nauel, Pozzo e Dal Santo per il Montecchio. Zordan, Cenci, attenzione qui, Cenci, Zordan, Barbieri e Visentin per il Diadema, invariati ovviamente i portieri. Pozzo, Dal Santo, Dalla Valle! Di prima Dalla Valle su assist di Dal Santo, 3-0 per il Montecchio. Conclusione di prima devastante da parte del 73 di casa. E Montecchio che triplica letteralmente riparte intanto il gioco, ma letteralmente in penso un minuto. Adesso nell'intervallo guarderò il tempo ufficiale, ma in un minuto Montecchio ha fatto 3 gol e ha sicuramente dato la giusta direzione alla partita, anche se, come dico sempre, non può sicuramente adagiarsi sugli allori Montecchio, perché un 3-0 nell'hockey può anche essere niente, a seconda di come poi le partite si mettono. Intanto il Diadema non si arrende, ha tentato Cenci di servire Visentin, che è stato però anticipato. Riparte di nuovo il Montecchio con Pozzo, Dalla Valle, Nauel, Dal Santo, tenta il tiro Dal Santo, attento Bernardelli, può ripartire allora Cenci per il Diadema. Diadema roller, fallo intanto fischiato ai danni di Pozzo. Diadema che è sicuramente scosso in questa fase, anche in fase offensiva sembra non avere idee in questo momento, ma è anche comprensibile. Nel frattempo Nauel pressa Visentin, Montecchio in questa fase con un pressing molto alto, teso ad asfissiare gli avversari, e che probabilmente sta sortendo i suoi effetti, perché Diadema che sembra un po' spaesato in questa fase, anche se da un punto di vista psicologico è anche comprensibile, perché passare dallo 0-0 al 3-0 in un minuto e mezzo al massimo sicuramente ha il suo effetto anche da un punto di vista psicologico. Nel frattempo Montecchio che in scioltezza gestisce la pallina, poi non si intendono Pozzo e Dalla Valle, pallina allora recuperata da Barbieri. Ci prova Barbieri a scendere in progressione, Barbieri nulla di fatto. Nel frattempo riparte il Montecchio in 2 contro 2 con Dal Santo che la scarica indietro per Dalla Valle, bloccato all'ultimo da Cenci. Nel frattempo vi volevo aggiornare, qui in 1 minuto e 12 secondi Montecchio ha fatto i 3 gol, quindi per essere precisi questo è stato il tempo che si è messo Montecchio a triplicare. Nel frattempo Diadema che adesso insiste con Barbieri, Roller che forse cerca anche un episodio. Nel frattempo 2 contro 2 nuovamente di Montecchio, ma rientra questa volta la difesa del Roller Bassano. Roller magari in cerca anche di un episodio per cercare di rimettere la partita, di perlomeno ridurre lo svantaggio, cercare di rimettere la partita in una situazione in cui può tornare a crederci con un po' più vigore. Nel frattempo Montecchio appunto che continua con Dalla Valle, tiro da fuori, nessun problema per Bernardelli, riparte Barbieri per Zordan, Cenci, Zordan,
Barbieri in cerca di un'idea, prova a servire in mezzo Visentin, nulla di fatto, pressing di Dal Santo, riparte il roller che insiste adesso cercando una rete che potrebbe sicuramente accendere le speranze. Barbieri con l'accompagnato, di nuovo attento Català, Jordan, Visentin, Jordan che chiama il gioco a 3, riparte, attenzione, bella triangolazione adesso qui del roller, tenta il tiro da fuori Jordan, prova a tenere viva l'azione senza successo Cenci e poi viene fischiato un fallo ai danni del roller, sì, protesta la panchina ospite e viene chiamato il time out da parte del coach dei padroni di casa Guinness. Proveremo a sentire qualche parola. Stark, come vedete dalle riprese di Carlo Dalla Valle, sta dando indicazioni tecnico-tattiche ai suoi, chiedendo una maggiore attenzione in fase difensiva e anche dove è possibile cercare di ripartire in contropiede per, come dire, sfruttare eventuali buttate in avanti del roller che potrebbero accadere in questa fase della partita. Nel frattempo riparte il gioco, Pozzo, Nahuel, Dal Santo prova subito lo schema proposto dal coach con Dalla Valle Andrea, ma non è riuscito. Insiste però Dal Santo, che però ha raddoppiato, recupera la pallina al roller che può ripartire. Allora in 2 contro 2 Cenci preferisce fermarsi e tornare indietro da Visentin. Jordan, Visentin si propone Jordan, ha lo spazio per la conclusione, diagonale largo, ma recupera la pallina Nahuel, para Bernardelli, pallina però che rimane sulle stecche montechiesi, quindi con la dovuta calma Dal Santo prova a reimpostare, libero Nahuel, la scarica per Dalla Valle, Nahuel non è entrata per un nulla, il tentativo di alti schiacci di Nahuel, indiavolato questa sera il 22. Attenzione però adesso Totene contro Tala, traversa del numero 4 del Diadema Roller, un traprovadore intanto ed esce Pozzo per il Montecchio. Qui abbiamo visto un bellissimo suggerimento, se non sbaglio, di Cenci per Totene, che si è trovato a tu per Català e ha colpito la traversa. Sfortunato anche il Diadema in questa fase. Abbiamo il secondo legno colpito dalla formazione ospite. Prova intanto a insistere il Montecchio, girando sempre la pallina, trovatore Dal Santo, riprova la triangolazione Dal Santo, calcio di rigore per il Montecchio Precalcino per l'intervento di Bernardelli ai danni di Dal Santo, e quindi ulteriore possibilità per incrementare il passivo a favore di Montecchio. Vediamo qui dal replay del nostro Davide Meneghello, rigore sembrava starci, insomma, da regolamento. Sul dischetto andrà Dal Santo, che ha percentuali di realizzazioni importanti, 2 su 3 dei tiri di rigore per Dal Santo, parato il rigore, ci riprova però Dal Santo, magia di Dal Santo, nel frattempo Bernardelli protesta per la pallina alta e viene ammonito da parte del signor Marcolin. Magia di Dal Santo, 4-0 per il Montecchio, e quindi
aumenta il passivo la squadra di casa, Dal Santo che va sui 2-4. Effettivamente abbiamo visto dal replay del nostro Davide Meneghello, che rivediamo adesso, pallina forse che va un po' alta, però nel bene e nel male, sapete che io dico sempre che per me l'arbitro ha sempre ragione, alcune volte sono in disaccordo, altre volte in accordo, ma così ha deciso l'arbitro, quindi 4-0 per Montecchio, mentre qui rivediamo di nuovo qualche highlights della partita. Qui vedete la traversa di Tottenham e qui l'azione che ha dato poi, o meglio l'intervento ai danni di Dal Santo, che ha dato poi il via al tiro di rigore fischiato da Marco Lillo. Pronto a ripartire il gioco qui al Palavacari. Pelva è rientrato, Pelva, allora quartetti di movimento che sono Tottenham e Pelva, attenzione, Cenci e Visentin per il diadema, Trovadore, Dal Santo, Dalla Valle e Nauel per il Montecchio. Scusate, portieri sempre invariati, lo ricordo sempre, Bernardelli per il diadema Roller, tra l'altro appena ammonito, e Català per la squadra di casa. Frattempo risultati dagli altri campi che parlano di un Trissino in vantaggio, che ha recuperato lo svantaggio iniziale. Attenzione intanto 3 contro 2 del Montecchio, Trovadore prova a girare, a fare il retroporta, non riesce, però allora può ripartire il diadema Roller. Tottenham però preferisce fermarsi. Difesa del Montecchio che davvero in questi primi ormai 20 minuti di gioco sta dimostrando, attenzione intanto Pelva prova l'accompagnato, nulla di fatto, sta dimostrando davvero molto reattiva nel rientrare e coprire bene le posizioni, non lasciando appunto spazio più di tanto al Roller. Attenzione qua al 2 contro 1 potenziale di Nauel che non si è accorto di Trovadore libero in mezzo, libero in area. Dicevo intanto altri campi che dice che il Trissino ha recuperato lo svantaggio e conduce sul 2-1 sul campo della Telea Medical. Attenzione di nuovo qua, ripartenza in 3 contro 2 con Dal Santo che prova la giocata, non riuscita. Seregno che conduce per 1-0 sul campo del Valdagno e qui appunto 4-0 per il Montecchio. Torniamo in campo, che c'è una partita da raccontare con Dal Santo che dialoga con Nauel sulla linea di metà campo. Prova il suggerimento per Dalla Valle. In diagonale in obliquo, scusate, per Trovadore che ha ottime doti balistiche. Attenzione, pallina che era carambolata sulla stecca di Dalla Valle, che ha tentato la conclusione potente, ma parato di casco Bernardelli. Può riprovarci Tottenham allora, che ha lo spazio anche Tottenham. Esce e chiude lo specchio Català. Ma insiste Bassano. Quando mancano 4 minuti alla disperata ricerca di un gol che potrebbe riaprire la contesa. Cenci dialoga con Visentin, Pelva. Prova il blocco Tottenham e Pelva provano a dialogare. Fischiato fallo, riparte allora l'azione veloce di Montecchio con Trovadore che però preferisce fermarsi. Servire Dal Santo e dialogare. Dialogo a 3 tra Trovadore, Nauel e Dal Santo. Montecchio in questa fase che non ha sicuramente motivi di accelerare troppo il gioco e preferisce trovare, attenzione, eccolo qua, forse il giusto spazio, no, chiude benissimo il tentativo di taglio di Trovadore di Sentin. Riprova allora Montecchio a cercare il giusto pertugio. Trovadore di nuovo col suo movimento tipico, ha preferito il suggerimento invece del tiro. Adesso riparte il Roller con Cenci che non ha lo spazio per la conclusione, chiuso benissimo da Dal Santo. Tenta lo spazio Pelva Visentin, dialogano i due. Diadema però che non trova la giusta intuizione, il giusto guizzo. Ci prova adesso Pelva
a mettersi in solitaria, Pelva chiude il palo, Català. Montecchio che si sta attenzione adesso per ottimo suggerimento, ma di nuovo chiude Dalla Valle. C'era il suggerimento di Tottene per Pelva, ma Dalla Valle ha murato tutto, esce poi Dalla Valle, entra Carraro. Trovadore Carraro. Trovadore prova a incunearsi dalla difesa ospite senza riuscirci, in 2 contro 1 Barbieri, anche lui rientrato. Barbieri! Diagonale, largo. Pelva però, Tottene! Carraro forse in ritardo sul rientro, Tottene ha avuto un'occasione importante davanti a Català, che però non è riuscito a sfruttare, allora può ripartire Montecchio. Quando mancano 2 minuti adesso esatti alla fine del primo tempo, Nahuel prova a mettersi da solo, Nahuel ha tentato la piccadigna, Nahuel, di nuovo Nahuel, una furia questa sera Nahuel Calvo, viene poi fermato dal duetto Tottene-Barbieri. Barbieri va sul retroporta, scarica per Pelva che forse ha lo spazio per una conclusione da fuori. Pelva cade dal santo, Pelva anche lui in solitaria, lamenta una trattenuta, non è dello stesso avviso Marcolin, che però finisca questo intervento ai danni di Zentin. 6-6 il bilancio dei falli di squadra, quindi attenzione di nuovo Tottene tenta di liberarsi ma viene accompagnato all'uscita da Carraro. Tottene, suggerimento per Visentin che non ci arriva. Visentin tenta l'accompagnata sulla respinta, Barbieri fermato da Dal Santo che può ripartire in 2 contro 2. Dal Santo Clovadore tenta il suggerimento per il Dal Santo, intercettato da Visentin. Riparte in 3 contro 2 il roller allora. Nahuel anche in fase difensiva, preziosissimo l'ex Estudiantil, e quindi chiude l'azione. Dal Santo che non ha fretta, che palleggia con la pallina, serve Trovadore quando mancano 40 secondi, poco più. Trovadore, Nahuel Dal Santo, Trovadore, Montecchio che però deve concludere l'azione perché, attenzione, esatto, pallina persa però da Montecchio, allora Tottene trova il gol che può riaprire la contesa, il diadema con Tottene. Importante questo gol per i ragazzi di Barbieri, perché sicuramente può dare uno sprint importante sia anche da un punto di vista psicologico, questo gol che prima dell'intervallo. Carraro Clovadore, intanto riparte il gioco. Clovadore per Carraro, fermato da Bernardelli, attenzione qui, pallina che carambola sul viso di Barbieri quando mancano 12 secondi. Trissino intanto che è andato sul 3-1 sul campo della Telea, Medical San Drigo. Ultimi secondi qui del primo tempo, con Pelva che tenta il suggerimento, attenzione per Zen. Era un ottimo suggerimento questo per Zen, che non ha avuto, forse ha perso quel secondo, quella frazione di secondo per andare alla conclusione, quindi ha favorito il rientro della difesa di casa. Nel frattempo manca l'ultimo secondo, qui soltanto per proforma questa rimessa a 2 tra Dal Santo e Zen. Finisce qui il primo tempo tra Montecchio Pregazzino e Roller Bassano. Primo tempo sicuramente godibile per i tifosi di casa, meno per i tifosi ospiti. Abbiamo visto una prima fase classica di studio, primi minuti in cui Montecchio ha messo fuori la testa e cercava di essere più efficace in fase offensiva, seguito poi da alcuni minuti in cui era il roller invece a tentare la via del gol. Poi dopo è entrato Nahuel e ha praticamente stravolto la partita con 2 gol in pochi minuti, e quindi si va a riposo sul punteggio di 4-1. Ci sentiamo tra 9 minuti e mezzo per il secondo tempo. La stazione offensiva, attenzione al palo, il nuovo Zanini per Lo Guercio che tenta la conclusione col caso. Lo Guercio per Dal Santo che ha pensato alla conclusione,
Dal Santo, servizio in mezzo, via male, Tottenham solo contro il portiere, Tottenham contro Català, Tottenham Català! Via per i 10 secondi, pallina su Barbieri che tenta Vecchio con Nawel, in 3 contro 2, arriva dalla valle per Pozzo, Nawel! Questo fuoco con Nawel, ripartito intanto il gioco, subito Felba, provezza di nuovo Nawel, indiavolato 2 contro 1 dalla valle, Nawel! Dalla valle! Che la scarica indietro per Dalla Valle, bloccato all'ultimo Nawel para Bernardelli al Santo, prova a reimpostare, libero Nawel, la scarica per Dalla Valle, Nawel! No, questa sera è il 22. Attenzione però adesso Tottenham contro Català. Riprova la triangolazione Dal Santo. Calcio di rigore per Dal Santo. Parato il rigore, ci riprova però Dal Santo! Obliquo, scusate, per Trovadore che ha ottime dote balistiche. Attenzione, palla alla fine del primo tempo. Nawel, prova a mettersi da solo Nawel. Visentin tenta l'accompagnata sulla respinta, Barbieri, pallina persa però da Montecchio, allora Tottenham! Trovadore per Carraro, fermato da
Ben ritrovati amici in diretta dal Palavacari. A breve inizierà il secondo tempo di Montecchio Precalcino di Adema Roller Bassano. Prima frazione di gioco che si è conclusa sul punteggio di 4-1 per la formazione di casa. Per chi si fosse collegato adesso, partita rimasta sullo 0-0 fino a metà tempo circa e poi, come dire, spezzata in due dall'entrata in campo di Nawel dopo 2 turni di squalifica, che ha fatto una doppietta in pochi secondi, con poi dopo il 3-0 di Dalla Valle Andrea, un gol anche lì di pregevole fattura, e il 4-0 di Dal Santo, dopo la parata del suo tiro di rigore, insomma, ha concluso rete con la Piccadigna. Negli ultimi 30 secondi gol di Tottene per il Diadema Roller, e quindi che ha fissato il punteggio sul 4-1. Tutto pronto per iniziare, qua quartetti in campo, Nawel, Carraro, Pozzo e Dal Santo per il Montecchio, sempre Catala in porta. Gioco appunto che parte adesso, mentre Barbieri, Tottene, Zordan e Pelva per il Diadema Roller, in porta, se non sbaglio, sempre Bernardelli anche per il Roller. Subito fallo qui fischiato ai danni del Montecchio, doppio fallo, forse secondo fallo che si poteva evitare da parte del Montecchio, che non ha lasciato la pallina subito agli avversari. Montecchio che sale quindi a 8 falli e riparte il Roller con Barbieri. Vedremo se il coach Barbieri, Massimo in questo caso, avrà dato le giuste indicazioni suoi per provare a rimettere in piedi una partita che al momento sembra un po' lontana per il Roller. Il Roller che più che altro abbiamo visto che ha tentato conclusioni in fase offensiva, ma a difesa del Montecchio che, attenzione qua, nono fallo intanto del Montecchio, e quindi si accende la lucetta. Attenzione perché, come dicevamo a fine primo tempo, partita che sicuramente non è, come dire, non è già decisa, e come ha fatto 4 gol il Montecchio nel primo tempo può farne 4 il Diadema Roller Bassano nel secondo. Attenzione, Tottene tenta l'incursione accompagnato all'uscita da Pozzo, che poi scarica sul Zordan. Barbieri retroporta, prova a inserirsi Tottene, preferisce tornare indietro da Zordan. Pallina che rimane sulla stecca di Zordan, che batte per Tottene Barbieri, tentato, voleva passarla ma poi non l'ha fatto, allora ha scaricato su Pelva di nuovo per Tottene Barbieri. Zordan manovra in questa fase di Adema Roller. Tottene finta il tiro, poi prova l'accelerazione, attento Carraro che recupera l'iniziale svantaggio in velocità. Vedete anche qui Montecchio, la difesa del Montecchio ben posizionata. Forse è stata questa la chiave. Attenzione, intanto si libera Pelva, provata a far tutto da solo, viene poi alla fine fermato da Dal Santo, che può ripartire. Dal Santo cerca la progressione, preferisce poi tornare indietro da Pozzo. Di nuovo per Dal Santo allo spazio, tenta il tiro, attento Bernardelli a chiudere il suo palo. Tottene salta secco Dal Santo, c'erano forse gli interventi per un fallo, l'arbitro non fischia, poi non si intende Dal Santo con i compagni, fase confusa, sta di fatto che la pallina torna sulle stecche degli ospiti. Tottene prova il tiro da fuori, nulla di fatto, recupera la pallina Nawel, riparte Nawel con la sua solita eleganza nel pattinaggio, ex studiantile, poi scarica per Dal Santo, Carraro. Minuti importanti per Carraro, che gioca prevalentemente in Serie B, ma coach di Nestar sta offrendo un'importante occasione alla classe 2005 per fare esperienza anche in una categoria superiore. Nel frattempo attenzione, qui ci prova il Diadema Roller, di nuovo attenta la difesa, recupera la pallina Pozzo. Molto probabilmente riparte intanto Dal Santo, stavo dicendo molto probabilmente c'era un intervento ai danni di Barbieri, non fischiato però da Marcolin. Allora riparte il Montecchio che con la dovuta calma fa girare la pallina senza troppi patemi.
10° fallo intanto fischiato ai danni del Montecchio per un blocco irregolare, quindi punizione di prima per il Roller Bassano, e qui Roller che ha l'occasione di dimezzare lo svantaggio. Sul punto di battuta va Tottenham, autore anche del gol dell'1-4, cioè del 4-1. Scusate. Batte Tottenham, parte Tottenham, prova ad allargarsi, gancio contro gancio, attento Català che con l'esterno del pattino chiude la porta, quindi si rimane sul 4-1. Roller Bassano che non sfrutta l'occasione, e adesso fallo che viene invece fischiato ai danni del Roller. Frattempo cori dei tifosi di casa, come sicuramente sentite anche voi. Parte il gioco qui con Dal Santo per Carraro, sbaglia la misura del passaggio per Pozzo, che però recupera la pallina, fischiati però tuttavia i 5 secondi per gioco antisportivo. Nel frattempo diamo uno sguardo anche ai risultati della massima categoria, con Lodi che conduce per 5-1 contro il Grosseto, 0-0 tra Breganza e Giovinazzo, 3-3 tra Follonica e CGC, Viareggio e 1-0 del Novara in casa sul Castiglione. Questi risultati della massima serie. Nel frattempo Zordan prova a fare tutto da solo, finisce retroporta con Català che fa sentire la presenza, prova la picadina, Zordan non riuscita, insiste però il Roller che vediamo più appunto insistente in questi primi 4 minuti e mezzo del secondo tempo, così come anche insomma era prevedibile. Adesso però attenzione Dal Santo che ha lo spazio, Dal Santo serve Nahuel che non riesce a colpire con la dovuta efficacia la pallina, e quindi occasione sprecata per Montecchio. Riparte il diadema con Tottenham che provava a servire Barbieri, anche qui non riuscite la conclusione. Giusto per concludere lo sguardo sulle altre serie, nel girone B sempre di Serie A2, Castiglione che ha perso nell'anticipo delle 7 per 6-0 in casa contro il Pumas Viareggio, 7-0 del Camaiore sul Follonica al momento e 3-1 del Viareggio Hockey sul Neboli. Questi risultati anche della Serie A2 del girone B, per concludere i risultati di tutte le partite in diretta in questo momento. Nel frattempo è entrato Zanini per la squadra di casa, Zanini che prova a saltare Barbieri, non ci riesce, insiste però Zanini che subisce fallo fischiato ai danni del Montecchio, con un intervento, attenzione intanto, provato a conclusione Zanini, con un intervento dicevo che forse non proprio condivisibile da parte dell'arbitro. Riparte comunque sempre il Montecchio che prova a insistere in questa fase. Adesso però riparte Tottenham, c'è Pelva che ha lo spazio, prova a seguire Tottenham, chiude Català e riparte Dal Santo e poi prova il suggerimento per Nahuel. Dal Santo, dicevo, ormai imprescindibile già per questa squadra, è quasi sempre presente in campo. Attenzione intanto Nahuel allo spazio, intervento provvidenziale di Bernardelli che dice di no a Nahuel, quindi salva i suoi. Pelva adesso in avanti per il Roller, nulla di fatto, può ripartire in 2 contro 2 il Montecchio con Pozzo e Nahuel. Pozzo prova a mettersi in proprio, larga la sua conclusione, recupera poi la pallina Tottenham. Altro fallo fischiato ai danni del Montecchio per l'intervento di Pozzo su Tottenham, 12° fallo di squadra per i padroni di casa. Nel frattempo Pelva e Zordan che tenta la conclusione, sempre attento Català, e poi fallo di Barbieri su Dal Santo
e ammonizione ai danni di Barbieri per proteste. Si parlano signor Marcolini e Barbieri, con l'arbitro che spiega le motivazioni del fischio al numero 31 ospite. Frattempo Serenio che ha raddoppiato in casa del Valdagno e Sandrigo che ha ridotto il passivo da 1-3 a 2-3 contro il Trissimo. Per le altre due partite del girone A che si stanno giocando in questo momento. Di nuovo Montecchio col possesso, col suggerimento di Zanini per Pozzo, anticipato dal neoentrato Zen. Dal Santo fallisce l'anticipo su Barbieri, esce poi Català e riparte Nauel, che però preferisce alzare la testa e tornare indietro da Zanini. Zanini Nauel chiede di girare la pallina e di giocare coach Ginestar. Nauel tenta il tiro da fuori, intercettato, riparte allora Pelva. Entra intanto Zanini a vanificare il potenziale 3 contro 2, recupera la pallina proprio il capitano del Montecchio, preferisce anche lui fermarsi e reimpostare il gioco con pragmatismo, servendo Pozzo, che serve dal Santo, che va indietro da Zanini. Di nuovo per Nauel. Nauel Pozzo. Intercettata la pallina, parte Barbieri e Zordan 2 contro 1, ma prova a rientrare Pozzo. Non controlla poi Barbieri il suggerimento di Zordan e quindi nulla di fatto. Sbaglia poi anche il suggerimento per Belva e quindi chiamava i 5 secondi la panchina di casa. Vede lo stesso avviso il signor Marcolini, allora può insistere il roller con il suggerimento di Zordan per Barbieri che non ci arriva. Riparte allora Montecchio. Chiede un giro palla più veloce, Ginestar e fallo subito da Barbieri. 13° fallo, quindi nel frattempo non ho detto dei 9 falli invece del roller Bassano, quindi anche lì si accende la lucetta. Al prossimo fallo da parte degli ospiti sarà tiro diretto, dall'eventuale prossimo fallo degli ospiti sarà tiro diretto per i padroni di casa. Allora attenzione a Zordan. Barbieri Zen. Zordan. Prova il tiro da fuori, di nuovo Murato da Dalla Valle, anche lui è entrato. Viene poi fermata la ripartenza di Dal Santo. Poi un ottimo intervento sempre di Barbieri. Nauel tenta il tiro da fuori. Provava poi dopo sulla respinta dalla Valle, non è riuscito. Nauel che ottimo rientro in fase difensiva, rallenta l'azione offensiva del roller. Che però insiste. Zen, Belva. Qui viene fischiato un fallo ai danni del Montecchio, ma non so se si è visto dalle riprese, si sono scontrati 2 giocatori del roller, cioè nel tentativo di blocco. Non so se riusciamo a rivedere il replay, grazie al nostro Davide Meneghello. Vedete, in realtà si sono scontrati 2 giocatori del roller, comunque così ha deciso il signor Marcolini e l'arbitro ha sempre ragione, quindi 14° fallo per il Montecchio, entrambe le lucette accese. Belva ora lo spazio, fallo fischiato per blocco irregolare ai danni del Montecchio. Sicuramente un paio di falli Montecchio poteva anche evitarli, che ricorderete quello, mi pare era forse l'8º, quello lì, il doppio fallo fatto perché non aveva riconsegnato subito la pallina agli avversari. Tant'è comunque, 15° fallo per i padroni di casa sul
punto di battuta, intanto viene ammonito anche un componente della panchina, forse Trovadore, forse l'allenatore seconda Trovadore, comunque mettendo ordine Barbieri sul tiro, sul punto di battuta, Català che proverà a dirgli di no, vedremo se Català si ripeterà. Ricorderete che Català ha bloccato nel primo tempo, scusate, qualche minuto fa la punizione di prima, il tiro di prima di Tottenham. Vedremo se si ripeterà Català. Tutto pronto, qui si tende solo il fischio che arriva adesso. Barbieri contro Català, Barbieri, gancio contro gancio, Piccadigna! Gol di Barbieri, Roller Bassano che dimezza lo svantaggio e quindi 4-2, non riesce a ripetersi Català. Qui intanto vediamo il replay con la prima respinta, riparte il gioco intanto con Dal Santo per Nahuel. Esatto, sì, comunque ammonizione è stata per Trovadore Michele, allenatore in seconda del Montecchio. Torniamo in pista con Dal Santo per Dalla Valle. Finta il tiro, poi preferisce servire Nahuel. C'ha lo spazio per ragionare. Fischiato intanto, fallo di squadra, numero 10 ai danni del Roller per un intervento ai danni di Zanini. Sul punto di battuta andrà di nuovo Dal Santo che ha una percentuale di 3 su 5 dai tiri diretti, quindi un'ottima percentuale, 60% se ho imparato qualcosa in matematica. E quindi fischia Marcolin, parte Dal Santo, torna sul più 3 Montecchio, Stefano Dal Santo firma anche lui la sua doppietta personale. Bellissima finalizzazione di Dal Santo che ha aspettato, come vedremo sempre dal replay, ha aspettato l'ultimo momento per concludere, in modo tale, vedete qui come ha atteso, non è riuscito a distendersi Bernardelli. 5-2 quindi il risultato, attenzione qui, suggerimento di Pelva per Zen che con quella conclusione però che è finita alta. Quartetti che sono Nahuel, Dal Santo, Dalla Valle e Zanini per il Montecchio, Pelva, Zen, Barbieri e Zordan per il Diadema Roller. Proprio Zordan adesso con la pallina, carica su Zen, Barbieri, Pelva, Zen. Tentato il recupero Dalla Valle, non c'è riuscito. Si riesce però Zanini che serve Nahuel che riesce a tenere il possesso. Dal Santo, Dalla Valle. Nahuel. Gira la pallina adesso il Montecchio come richiesto dal proprio coach. Alla ricerca di quello che potrebbe essere un gol che in questo momento quando siamo a poco meno di metà. Attenzione, qua perde la palla Dal Santo, 2 contro 1 del Roller. Zen per Zordan, chiude benissimo Català. E allora parte in 1 contro 1 Dalla Valle. Anche lui fermato dall'ottimo intervento difensivo di Barbieri. Dalla Valle Zanini sul punto di battuta. Nahuel scarica su Dal Santo. Dalla Valle, Dal Santo. Diceva Montecchio che forse alla ricerca di un gol che in questo momento, quando siamo ormai a poco meno di metà, ormai a metà del secondo tempo, può essere forse un gol che qui sì inizierebbe a mettere
the nail in the coffin, come direbbero in Inghilterra. Attenzione, qua perde la pallina Nauel solo contro il portiere, non riesce l'ultimo controllo a Nauel, occasione importante sprecata da parte del Montecchio Precalcino, su una pallina persa in modo un po' ingenuo da parte di Zordani. Nel tempo Pelva a cercare l'idea. Eccolo qui il suggerimento per Zordan, che forse ha lo spazio per seguire Barbieri. Bravissimo Català a togliere subito la pallina dalla stecca di Barbieri, prova la picadina dal Santo. Nel frattempo esce Nauel, rientra Lo Guerzo ed entra Montini al posto di Barbieri nelle fila del Roller Bassano. Quindi Totten e Zordan, Montini e Pelva per il Roller, dalla Valle, dal Santo, Zanini e Lo Guerzo per il Montecchio. Dal Santo che serve dalla Valle che serve Zanini, che non ci arriva per un millimetro. Insiste il capitano, bloccato in modo irregolare da Zordani. Gioca subito il Montecchio con Dalla Valle che non è riuscito a deviare l'ottimo suggerimento di Dal Santo. Riparte il Montecchio col numero 73 che serve il 53, cioè Dal Santo. Zanini. Lo Guercio per Dal Santo, per Dalla Valle, scusate. Di nuovo Lo Guercio. Dal Santo, instancabile, 53. Lotta contro due, cerca poi dopo il suggerimento per Dalla Valle che però non ha seguito l'azione, può ripartire allora il Roller in 3 contro 2. Tottene! Terzo gol del Diadema Roller, doppietta per Tottene. E attenzione perché il Roller Bassano nonostante tutto mantiene viva la partita. Nel frattempo ho ripartito il gioco sempre con Dalla Valle per Zanini. Roller Bassano che nonostante tutto sta appunto tenendo viva la partita, quando mancano 10 minuti e 20 secondi circa ha tutte le chance ancora per mettere in piedi una partita in cui è sempre stato in svantaggio fino ad adesso. Nel frattempo è entrato anche Cenci per il Roller al posto. Attenzione, qui intanto verranno fischiati probabilmente i 5 secondi, esatto. Quindi pallina che rimane al Diadema. Montecchio che non ha mai subito più di 3 gol in stagione. Che appunto al netto di altri risultati, degli altri risultati che si svilupperanno tra oggi e domani, aveva la miglior difesa del campionato prima di questa partita e che salvo che però appunto è contesa con il Piene, quindi vedremo poi il Piene cosa farà domani sera in quel di Montebello. Insiste intanto il Montecchio con Nauel per Dal Santo che però perde la pallina sull'ottimo intervento di Zordan che poi carica i suoi. Lo Guerzo intanto per Dalla Valle si libera, prova a seguire in mezzo Nauel, non riuscito, pallina che rimane al Montecchio. Sì, Montecchio che non ha mai subito più di 3 gol in stagione, quindi vedremo se sarà il Roller Bassano a rompere questo, chiamiamolo, non record, ma questa statistica che possono vantare i padroni di casa. Torniamo in campo intanto con Tottene a manovrare per gli ospiti. Montini, giovanissimo, classe 2009 se non erro, 2008. Giovanissimo comunque 79 ospite. Attenzione Nauel, si libera
di Tottenham. Preferisce però poi tornare dietro, Dalla Valle dà il dialogo con Dal Santo. Dalla Valle per Nauel, spazio per il tiro, attento Bernardelli, con un tiro che probabilmente finiva sotto la traversa. Riparte intanto in 2 contro 1 il roller con Censi che ha tentato la conclusione a lato. Rientrata intanto la difesa di casa, di nuovo Tottenham, chiuso da Dalla Valle. Può ripartire Nauel allora. Che serve lo Guercio che forse aveva lo spazio per tentare la conclusione, preferito seguire Dal Santo. Un Pecchio forse che in questo momento della partita, per come è messa, non vuole anche rischiare di scoprirsi troppo inutilmente. E infatti sta manovrando sulla linea che mette a campo, tiro da fuori di Dalla Valle sulla respinta lo Guercio. Forse da prima che ha superato la linea, ma l'arbitro ha chiamato il gioco alto e quindi nulla di fatto. Recupera intanto la pallina Dalla Valle e la mantiene, servendo poi Dal Santo e serve poi Nauel. Dal Santo per lo Guercio che non ha visto l'inserimento di Dalla Valle, ha preferito tornare indietro da Nauel che poi sbaglia il retropassaggio a Dal Santo e quindi verranno fischiati i 5 secondi. Time out intanto richiesto dal Diadema Roller, vedremo, proveremo a carpire qualche indicazione che Coach Barbieri darà ai suoi. Coach Barbieri che si è concentrato sul fatto che i suoi devono tentare il tiro, tentare di recuperare la partita, al tempo stesso chiedendo però attenzione in difesa per evitare appunto le ripartenze del Montecchio che sicuramente, come coach Guinness-Star sta facendo vedere i suoi sulla lavagnetta, sta proprio chiedendo ai suoi di sfruttare eventuali amnesie che dovesse presentare Bassano. Si ripartirà quindi con la punizione dalla lunetta bassa nell'area del Montecchio con Barbieri per Tottenham, Barbieri entrato. Pallina che, attenzione, Nauel in 1 contro 1, bloccato però dalla difesa ospite. Riparte allora Barbieri per Zordan, per Tottenham che tenta il tiro murato Dalla Valle. Allora ripetiamo ancora i quartetti con Dal Santo, Dalla Valle, lo Guercio e Nauel per il Montecchio, mentre sono Zordan, Barbieri, Tottenham e Felva per il Roller, quindi entrambe le squadre che sono in campo con l'artiglieria pesante. E qui attenzione, aggancio da parte di Barbieri, danno di Dal Santo e cartellino blu per Barbieri stesso. Non so se abbiamo il replay, adesso andrà in onda il replay, sembrava che ci fosse, eccolo lì, e quindi importante occasione per Montecchio che giocherà fino a 4 minuti e 36 in power play, sia con un uomo in più, un uomo di movimento in più, quindi in 4 contro 3, e questo sicuramente, come dire, mette il Diadema Roller Bassano in una pessima situazione, perché in questi minuti finali in cui avrebbe dovuto ributtarsi tutto nell'area bianco-verde rischia di dover stare nella sua a difendere gli assalti bianco-verdi stessi. Nel tempo viene asciugata la pista. Pubblico che suona la carica intanto qui al Palavaccari. Attenzione, fischiato un ulteriore time out.
Chiesto un time out da non so se dal Montecchio o da Rolle, forse dal Montecchio, con coach Kinestar che sta rappresentando i suoi come sfruttare eventualmente questo power play. È una vera grossa occasione per Montecchio per cercare di mettere il punto finale a questa partita che Montecchio ha sempre condotto, ma che al tempo stesso Roller Bassano non ha mai effettivamente abbandonato. Ricordiamo che era 4-0 a 25 secondi circa, a 25 secondi circa dalla fine del primo tempo, adesso è 5-3, quindi Roller Bassano che ci ha provato. Vedremo però, 6 minuti e 36 nell'hockey sono un'infinità, quindi inizia il periodo di power play con Montecchio che gira la pallina, Nawel dalla Valle dal Santo, Montecchio a quadrato e Roller su una sorta di triangolo, non sono bravo in geometria ma presumo equilatero. Detto questo, attenzione al suggerimento di Dal Santo per Nawel che non è riuscito a inquadrare lo specchio. Totten prova a difendere la pallina e a far guadagnare secondi preziosi al Diadema. Recupera però Montecchio che si ridispone a quadrato, neanche a quadrato perché era pronto lo Guercio a inserirsi in mezzo. Adesso c'è Nawel in mezzo, tenta il tiro da fuori dalla Valle, pallina che rimarrà del Montecchio dopo l'uscita dal campo. Di nuovo Dal Santo per Dalla Valle, Dal Santo, Nawel, Dal Santo, passato un minuto intanto della possibilità di power play, Nawel in mezzo per Guercio che non è riuscito a concludere con la dovuta forza e precisione. Recupera subito però Dal Santo la pallina, non permettendo a Roller di tenerla, in particolare a Totten. Allora di nuovo si riprova il Montecchio, Nawel in mezzo per lo Guercio, para Bernardelli, quindi di nuovo Totten a provare a una sorta di incursione, ma di nuovo Dalla Valle recupera subito, 3 contro 2 per Montecchio. Nawel, ancora Bernardelli a tenere in vita i suoi. Pelva prova a far tutto da solo in mezzo a 2 e attenzione, viene fischiato il tiro di rigore per l'intervento ai danni di Pelva. Vediamo qua dal replay. Andrà Zordan questa volta sul dischetto per il Roller, occasione importante qui. Vediamo Català se riuscirà a dirgli di no. Fischia l'arbitro, Català para Català. Di nuovo Zordan, Català para anche sulla ribattuta. Català nuovamente tiene in vita il Montecchio Precalcino, non permettendo al Roller di andare a -1. Nel frattempo viene fischiato il fallo ai danni del Montecchio che va a quota 16 e quando mancano 4:34 la situazione falli è 16-12. Nel frattempo, terminata anche la situazione di power play, si torna in 4 contro 4, è rientrato Montini per ristabilire la parità numerica di movimento per la squadra ospite, per i biancorossi, e quindi tutto di nuovo in parità tranne che per il risultato che rimane il 5-3. Nel frattempo pallina che stava colpendo me, Baldissera e Neghello e la Valle. Riparte il gioco con Totten per Pelva. Ulteriore fallo fischiato al Montecchio per trattenuta di Dalla Valle, danni di Barbieri, col pubblico che rumoreggia. 17 falli per Montecchio, che sappiamo essere una squadra abbastanza fisica, ma non ricordo in questa stagione di aver mai visto Montecchio a 17 falli.
Lo Guercio recupera la pallina spingendo forse Pelva, ma è tutto regolare per l'arbitro. Riparte allora in 2 contro 1 il Montecchio con Dal Santo, con il passaggio che viene intercettato da Barbieri. Di nuovo Roller con Pelva che si accentra e colpisce poi Montini sul tentativo accompagnato. Fase adesso accesissima della partita quando mancano 3 minuti e mezzo. Dalla Valle serve Lo Guercio che viene però bloccato da Montini e Barbieri. Riparte allora Barbieri per Montini. Barbieri allo spazio. Tiro centrale, non ha nessun problema per Català. Riparte allora Nauel allo spazio per provare la progressione, preferisce poi tornare indietro da Dal Santo che alza la testa e trova Dalla Valle. Suggerimento di Dal Santo per Lo Guercio che però poi perde la pallina. Montecchio quindi recupera Barbieri per Pelva, indietro per Totene! Arriva -1 il Roller Bassano, di nuovo Mattia Totene, 5-4 quando mancano 2 minuti e 44. E adesso sì che si può dire Bassano che non ha mai mollato la partita, prima volta che Montecchio subisce 4 gol in stagione, partita riaperta da parte di Bassano e Montecchio che dovrà tenere i nervi saldi per portare a casa questa partita. Si prova subito a lottare Lo Guercio sull'angolino basso contro Totene e Barbieri, in qualche modo tiene la pallina il Montecchio con Dalla Valle, Dal Santo, Dalla Valle prova a servire Lo Guercio, viene anticipato, attenzione adesso alla ripartenza, Pelva in 2 su di lui, Barbieri chiude Dal Santo, riparte in 2 contro 1, adesso il Montecchio con Dal Santo che non riesce a controllare. Dietro Dalla Valle, provava a servire Lo Guercio in mezzo ma ha intercettato Bernardelli. Difficile adesso stare dietro a tutte le azioni, riparte il Pelva, col tiro all'esterno. Pallina più sempre sulle stecche del Roller con Montini per Barbieri, 1 minuto e 40 al termine. Barbieri per Montini, prova la conclusione, debole fuori, fallo esterno, poi del Roller sulla ribattuta di Barbieri e gioco da terra, quindi pallina che viene restituita ai giocatori del Montecchio Precalcino. Català batte per Nauel per Dal Santo. Si ferma sulla linea di centrocampo Dal Santo, rimbalzo sfortunato della palaustra, Pozzo non riesce a controllare, Pozzo appena entrato al posto di Dalla Valle, spazio allora per Pelva che salta Lo Guercio, serve poi Totene, attenzione al tiro di Totene che poi lo finta e preferisce servire Pelva che non riesce a controllare, riparte il Montecchio con Lo Guercio salta Totene, Lo Guercio non è riuscito a dare il giusto giro alla pallina, allora di nuovo Totene lo ferma Nauel, Pelva mura Dal Santo, pallina però che rimane al Roller con Totene e time out fischiato dal Montecchio Precalcino. Nel frattempo pallina che dopo il time out sarà del Roller Bassano perché Català con la stecca ha toccato la pallina fuori dall'area. Nel frattempo rivediamo qualche highlights di questa partita che sembrava scusate, mi sto facendo confondere dagli urla dagli spalti. Comunque partita che sembrava essere sul velluto, sembrava essere messa sul velluto da parte del Montecchio Precalcino, invece Roller Bassano che è riuscito a rimettersi in pista e quindi 5-4 quando mancano 34 secondi. Mai dire mai nell'hockey, ricorderete proprio qui al Palavacari il 3-3 contro il BDL Minimotor Correggio con Nauel che segnò esattamente l'ultimo secondo di partita, quindi Montecchio che dovrà ancora soffrire
Frattempo, attenzione, Roller Bassano che si gioca il tutto per tutto col quinto uomo, quindi Montini, Barbieri, Pelva, Zordan e Totene in campo per il Roller. Montecchio che dovrà resistere a questo assalto, a questa situazione di power play. Girapalle il Roller tentando il tutto per tutto. Ci ha provato Pelva, suggerimento, respinge Pozzo. Pallina che ha Dal Santo che libera su Pozzo, Pozzo che libera, non riesce il disimpegno del Montecchio e quindi Totene. Tiro da fuori di Zordan che colpisce Dal Santo. Pallina nelle stecche montechiesi in questi 6 secondi. Ambiente infuocato qui al Palavacari in questo momento. Dal Santo per Lo Guercio chiude la partita all'ultimo secondo per Montecchio. Finisce qui al Palavacari 6-4 per il Montecchio Precalcino. Pubblico invisibilio il pubblico, come sempre non ci si annoia mai in questo sport ed in questo palazzetto. Onore delle armi a Roller Bassano che sotto di 4-0 ci ha creduto, arrivando fino al -1, ha provato il tutto per tutto con il quinto uomo ma non è riuscito a pareggiarle, quindi poi dopo all'ultimo secondo Lo Guercio che a porta vuota ha scaricato per il 6-4 finale. Cosa dire? Roller Bassano che prosegue nella sua striscia negativa con la 4ª sconfitta di fila, Montecchio che prosegue nella sua striscia positiva con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4, Montecchio che soprattutto conferma la sua ritrovata vena offensiva con 6 gol segnati anche questa sera che portano il totale sempre nelle ultime 4 a 21. Partita anche questa sera godibilissima qui al Palavacari. Diciamo velocemente i risultati delle altre partite, perlomeno del girone A, prima di salutarci, con il Trissino che ha vinto 4-3 sul campo del Sandrigo e il Seregno che ha vinto 4-2 sul campo di Valdagno. Montecchio quindi che non riesce a rosicchiare qualche punticino a Trissino e Seregno, in attesa poi dopo domani dei risultati di Piene e Correggio. Nel girone B Camaiore che vince 15-0 col Follonica, Viareggio che vince 9-2 sull'Eboli, mentre per la 1, per concludere, Lodi che vince 5-3 sul Grosseto, Breganze che sta vincendo 1-0 sul Giovinazzo e CGC Viareggio che ha vinto sul campo del Follonica 4-3, Novara che conduce per 5-1 sul Castiglione. Io ringrazio nuovamente Davide Meneghello e Sebastiano Valdisera alle regie, Caro Della Valle alle riprese, ringrazio voi per averci seguito e ci rivediamo alla prossima diretta.